No, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Io non trovo giusto, ma purtroppo se è così bisogna accettare e far cosa. Tanto vive e non tornano più, vero? E allora basta, cosa vuol fare? Sì. Sperava, pensava in qualcosa di più. Io speravo almeno 10 anni, dire la verità. Almeno, ma poverine, 3 anni, 3 anni, 3 anni e mezzo per ciascuna, una di 20 anni, una di 26, mamma di 2 bambine. No? Non so. È scoppiata a piangere subito dopo la sentenza, nonna Loredana. C'era anche lei in tribunale a Pordenone per la pronuncia di primo grado nei confronti di Dimitre Trajkov. Sara per lei non era solo la nipote. Io sono la nonna e anche le ho fatto da mamma, perché sua mamma a 3 anni l'ha abbandonata e io l'ho tirata su fino a 26 anni. E anche le sue bambine, perché lei viveva con me, è andata via 1 anno e mezzo a vivere con lui e dopo è tornata a casa mia con 2 bambine, fino a quando è morta e basta. Un amore di ragazza, brava, aveva il suo bel lavoro all'URSS, faceva i vaccini, si è laureata con 110 lode, ha fatto il master. Era una ragazza meravigliosa, 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 che non meritava né lei né Jessica, perché anche Jessica era brava a scuola e tutto. E purtroppo ce le hanno portate via, tutte e 2. Le bambine come stanno? Le bambine, quella più grande, adesso va su alla nostra famiglia perché ancora non chiama la mamma e ha problemi da quella sera che ha visto l'incidente. Hai capito? Invece la piccolina sta bene, ha fatto i dentini, comincia a gattonare, sta bene, bene insomma. Tra i familiari in attesa del verdetto c'è anche Stefania, mamma di Sara. I rapporti con la figlia, dice, si erano riallacciati. Anche per lei 7 anni sono troppo pochi. Io sono qua per la giustizia, ero qua per la giustizia di mia figlia. Qualsiasi cosa è, mia figlia è morta, insomma. Voglio dire, non è che stiamo parlando. Cioè, la cosa più grave è che il soggetto gli arresti domiciliari, che poi non si può neanche vedere una roba. Deve andare in galera. Deve andare in galera. Resta in ogni caso un vuoto che nessuna sentenza potrà colmare, una quotidianità che non cancella il dolore, forse lo amplifica. Dura, dura, dura. Ogni giorno peggio. E basta.